Ghise che volte che il meteo prevede coverto e piova. Dopo la mattina te vardi fuori dalla finestra bevendo il caffè e te casca a masea e anche il caffè. Comunque, va bene. Ormai l'alba mi ha soppersa. Parto io stesso. Anche in fondo, se ne bella giornata per muover fuori un po' le gambe. Lascio l'auto al monumento Valortigara e vo su verso Malga Ronchetta. Dopo sarà l'orologio a dirmi fin dove che posso arrivare, perché ho promesso a casa che torno presto. Malga Ronchetta, Cato Dottosi che sta preparando le tole per mesodì. E mi offre un caffè, ma go pressa, per cui gentilmente declino e tiro dritto. Ancò la va così. Il bivio con il sentiero che arriva da Malga Pianetti. Giro a sinistra e vo in su. Questo invece è il bivio col sentiero che arriva da Busa Novegno. Dopo saremo l'anello tornando da lì. Arriva a sto punto, decido di fare un salto su in vetta al Calian. Adesso vo verso il rione, seguendo il sentiero in Gresta. C'è un paro di gallerie da attraversare, bellissime con ste stalattiti di giasso.
Arriva a Forte Rione e ciapo qualche minuto per scattare un panorama. La fetta di formaggio, un tocco di pan e il panorama visto dal forte. Cosa hai avuto di più? Busa Novegno con la soppossa, la malga, l'osservatorio. Altro bivio. Ora toemo il sentiero per Valortigara, così saremo l'anello. Eccomi qua, al bivio de prima. L'anello se sarà. Adesso vosò verso Malga Ronchetta. Passo di nuovo per Malga Ronchetta. Adesso c'è pieno di gente che sta mangiando. Ma amico pressa e torna a casa. Magari la prossima volta. Di nuovo a Valortigara. Proprio una mattinata rilassante.